Cioè, ci vogliamo dare una veste di positività e di propositività verso i nostri imprenditori e le nostre categorie per avere una voce sul governo, perché altrimenti ci troviamo che tutti i nostri messaggi non vengono ascoltati, o meglio vengono ascoltati per la parte che si vuole ascoltare. Ecco, noi vogliamo, visto che appoggiamo il governo, vogliamo aprire con un nostro ambasciatore politico che è Alfano su alcuni temi. Il primo è il credito, cioè il rapporto con le banche, il secondo è il lavoro e i grossi investimenti. Vogliamo tenerci aperto un canale costruttivo e forte, non solo di sapere le notizie prima, ma anche di dare delle proposte a questo governo, e abbiamo chiesto ad esempio di avere prestissimo Corrado Passera qua nel Veneto, in Friuli, per svolgere e per dibattere alcuni temi. Non è possibile che un partito nazionale come il PDL sostenga il governo che poi a livello di rapporto, no, con i vari ministri noi dobbiamo andare per posta elettronica o per le segreterie, dobbiamo avere i nostri interlocutori. Allora su questo cosa ha detto Alfano? Ha detto: guardate, io mi faccio carico di addossarmi il carico della proposizione e delle risposte e porto avanti le vostre aspettative. Mentre noi siamo al governo e la Lega non è al governo del Paese, ci facciamo carico noi con un senso di responsabilità che su alcuni temi difendiamo noi le nostre categorie e anche chi lavora tutti i giorni. Quindi alcune realtà, le infrastrutture, l'economia, le difficoltà del credito, non possiamo far finta di nulla. Capito che c'è la crisi, capito che c'è, però qualcosa dobbiamo fare, qualche risposta dobbiamo farla, e quindi interloquire direttamente con il governo Monti, visto che è un governo che dal sondaggio che abbiamo visto è ben visto dal 62% degli italiani e in Veneto ancora di più, perché pensate che nel Veneto il governo Monti è ben visto dal 72% dei veneti. È chiaro che in questo caso qua avere un telefono diretto ci serve. Se Alfano dimostra la lealtà che li contraddistingue, che quindi alle parole passa ai fatti, probabilmente riusciremo a fare del bene al nostro Veneto e al nostro Friuli.